Senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa venerdì 21 aprile, sono le 7.33. Radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, così avete il palinsesto di giornata sott'occhio, e l'agenzia ANSA che apre sul disegno di legge concorrenza, le norme per gli ambulanti, i posteggi andranno a gara ma dopo un rinnovo di 12 anni, poi vedremo gli articoli di quotidiani dedicati a questo tema, incentivi per i contatori intelligenti, vendite promozionali sotto costo e in semplificazione. Brunetta, l'ex ministro, nominato presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il CNEL. Europa League 4-1 al Feyenoord, Roma in semifinale. Accolto il ricorso della Juve, restituiti 15 punti, è terza in classifica. E poi ancora in prima pagina sull'agenzia ANSA, Anna Oxa a Palazzo Chigi, ricevuta ieri da Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio. Dichiara sotto i 15.000 euro un contribuente su 4. Il caso US, il ministro Nordio si difende e attacca i magistrati. La procura del New Mexico lascia cadere l'accusa contro l'attore Baldwin per la sparatoria sul set del film Rust. Condanna bipartisan della vignetta del Fatto Quotidiano su Arianna Meloni e suo marito il ministro Lollobrigida. E poi Giorgetti, tasse diverse per single e genitori, le audizioni per il documento di economia e finanza. Anche su questo avremo diversi articoli in mattinata. Donna in bicicletta travolta e uccisa da una betoniera a Milano davanti alla biblioteca Sormani, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia, incrocio tra via Sforza e corso di Porta Vittoria in pieno centro. E il sì del Senato al decreto Cutro sui migranti, stretta sui permessi speciali. Concessioni balneari, un altro tema che arriva dall'Europa. La Corte europea dice no al rinnovo automatico. Devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente le concessioni balneari. Ci adegueremo con buon senso, ha detto il ministro Giorgetti, dicendo insomma nessuna fretta, nessuna urgenza. Antifascismo è scontro sulle mozioni del 25 aprile, il centrodestra vota quella del centrosinistra, ma il centrosinistra non vota quella del centrodestra perché manca la parola antifascismo. Ritardi e caos nelle stazioni, intanto riparte l'alta velocità e poi Elon Musk, Starship decolla, poi viene fatta esplodere per motivi di sicurezza. La navetta spaziale di Elon Musk dopo il lancio ha cominciato a ruotare in modo disordinato. I tecnici della società di Elon Musk, SpaceX, decidono di distruggerla perché il suo rientro a terra sarebbe avvenuto in modo incontrollato. Il segretario della NATO Stoltenberg, a sorpresa a Kiev, assicura a Zelensky: il vostro posto è nella NATO, nell'Alleanza Atlantica. Risponde il presidente ucraino alla visita del segretario della NATO, apre un nuovo capitolo, ira da parte della Russia che parla di seria minaccia. Giallo per un lampo nel cielo di Kiev, si pensava alla caduta di un satellite della NASA, forse un meteorite. Il figlio di Costa Curta, ex calciatore del Milan, pieno di hashish in tasca, ha sferrato un pugno a un vigile, ha malmenato giù di lì una tassista, denunciato, è accaduto a Milano, prima aveva dato appunto in escandescenze in taxi. Con ciò lasciamo l'agenzia ANSA sulle concessioni agli ambulanti prorogate per
12 anni, rinnovo eccezionale per chi ha già il posto, per chi è fuori subito le gare, si sofferma Il Tempo in primissimo piano. Il disegno di legge annuale mercato concorrenza, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, affronta il tema della concessione di posteggio sulle aree pubbliche per il commercio al dettaglio. In particolare si prevede di assegnare le concessioni tramite gare a evidenza pubblica a partire fin da subito per i posteggi non assegnati, salvaguardando il legittimo affidamento degli attuali concessionari che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni, in sostanza concessioni agli ambulanti prorogate per 12 anni, non è andata male. Poi c'è una notizia che giustamente La Verità mette in prima pagina, visto che deriva da un'inchiesta condotta con molta attenzione da parte del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro sulle mascherine cinesi. Arcuri, l'ex commissario straordinario Domenico Arcuri, numero 1 di Invitalia, già consorte della conduttrice della 7 Mirta Merlino, Arcuri e Benotti, giornalista Rai, vanno a processo. Chiesto il giudizio per 11 imputati. Agli atti anche una chiamata tra Romano Prodi e il giornalista Benotti. Spunta un fascicolo per il reimpiego del denaro, scrive oggi La Verità. Il compagno di tanti bollettini dell'epoca Covid, l'ex commissario Arcuri, è quasi sparito dai radar, ma presto potrebbe finire alla sbarra. In tribunale, dopo 3 anni, un giudice deciderà, è stato chiesto il giudizio, ma il GIP deciderà appunto se mandare a processo lui e altri 10 imputati per una maxi commessa da ben 801 milioni di euro di mascherine cinesi, 801 milioni in numero di mascherine cinesi, per una cifra un po' superiore, 1 miliardo e 200 milioni di euro. È stato un parto lungo e faticoso, scrivono oggi Giacomo Amadori, François de Tonquedec sulla Verità. Ma dal 15 settembre il GUP, il giudice udienza preliminare Mara Mattioli, darà il via all'udienza preliminare, propedeutica al rinvio a giudizio chiesto in questi giorni dagli inquirenti di Roma. Sulla stessa questione anche il Giornale si sofferma, sebbene con meno evidenza, a pagina 10, Arcuri a processo per le mascherine, la richiesta della Procura di Roma. L'ex commissario Covid accusato di frode per le forniture cinesi, una roba da 1 miliardo e 200 milioni di euro. Una delle questioni del giorno è la vignetta di ieri di prima pagina del Fatto Quotidiano, che oggi ci torna sopra con una vignetta riparatoria. La fa lo stesso autore di ieri, Natangelo. Ieri la vignetta raffigurava la sorella di Giorgia Meloni, compagna del ministro Lollobrigida, a letto con un uomo di colore, no? Mentre il marito si occupava della sostituzione etnica. Vignetta riparatoria. E così in casa Lollobrigida oggi la vignetta raffigura la stessa sorella di Giorgia Meloni, Arianna, a letto col marito. In casa Lollobrigida c'è lei, Arianna Meloni, che dice: ma preferivo la vignetta di prima. Come dici, cara? Interviene Lollobrigida. No, niente, buonanotte, Francè, scrive, risponde Arianna. Titola il Fatto di stamani: il nuovo Mincul Pop a terrore delle vignette, la Russa, Meloni, ministri e PD contro il Fatto. Domani l'inserto sul caso Lollobrigida, la casta dei partiti attacca il disegnatore Natangelo e gli altri disegnatori Bucchi, Giannelli e Vauro che lo difendono. Sabato tutto Natangelo, gli hanno fatto una bella pubblicità a un disegnatore peraltro piuttosto talentuoso in generale. Je suis Lollo è il titolo del commento di Marco Travaglio. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, fondi neri della rivoluzione e dei condoni, fratelli e sorelle d'Italia, cognati dell'impero di Melonia e del regno di Lollobrigidia, ascoltate. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori del Fatto Quotidiano. Scendiamo in campo contro la vignetta plutocratica, reazionaria di Natangelo. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Vincere e vinceremo per dare finalmente un lungo periodo di pace senza satira all'Italia, all'Europa, al mondo. Seguono i dispacci del signor Presidente del Consiglio, delle loro eccellenze, il Presidente del Senato, Ministro della Cultura, la pregiudicata Montaruli, gli oppositori di Sua Maestà, Calenda, Renzi, Boschi, Serracchiani, Malpezzi, Morani, Fornaro, il patriottico sdegno dei fucilieri del Mincul Pop. Anche stavolta Natangelo è riuscito a provocare reazioni ancor più comiche ma rivelatrici della sua vignetta. Parere personalissimo, la vignetta di ieri non era un granché, quella di oggi
non è niente male, direi molto apprezzabile. In ogni caso, il Fatto giustamente ci apre sopra la prima pagina, mentre il Buongiorno di Mattia Feltri ritorna su questo tema, i cani del satirista. Scrive Feltri Junior, la vignetta pubblicata ieri dal Fatto raffigura la sorella di Giorgia Meloni, moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con un uomo nero e lo rassicura. Il marito è fuori tutto il giorno a scongiurare la sostituzione etnica, quindi i due possono stare tranquillamente a letto. Dopo aver visto lo scandalo sollevato a destra e a sinistra, dove la tradizione annovera la querela di Massimo D'Alema contro una vignetta di Giorgio Forattini, ho preso dalla libreria le raccolte di Cuore, il giornale satirico fondato e diretto da Michele Serra una trentina d'anni fa. Ce li ho tutti a casa, personalmente, sono ancora validi. Comunque, noi lo divoravamo, fossimo comunisti, leghisti o democristiani. Cuore, il vecchio settimanale satirico, è un florilegio di testicoli, chiappe, donne con enormi tette, uomini con piselli minuscoli e per dire ho trovato una Sandra Milo debordante di carni e coperta d'uno straccetto lapidata per la colpa d'essere socialista. Scatta l'ora legale, panico tra i socialisti, erano dei titoli e poi ce n'erano su Craxi a non finire. Insomma, la satira fa ridere. Il problema è se non fa ridere. Fine. Per il resto fa Cassazione. Ronald Knox, che pure era un teologo, diceva che l'umorista corre con la lepre, il satirista insegue coi cani. Non vorrei attaccare col pippotto del declino della democrazia quando pretende la censura della satira. Mi sembra più interessante il declino di una società quando è indisposta a ridere o a sorridere, o a cambiare pagina se non gli viene né da ridere né da sorridere, perché è troppo impegnata a coltivare depressione e rabbia. Ma, conclude Mattia Feltri sulla Stampa in prima pagina stamani, una società del genere è destinata a produrre un'autosatira involontaria. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha salutato gli studenti ferraresi dell'Istituto Vittorio Bachelet, che ha pronunciato Bachelet. Una sola parola, Bachelet, ha squadernato un intero mondo, come non avrebbe potuto la più magnifica delle vignette, scrive Mattia Feltri. Prende il tema invece da cui è partito il tutto Marcello Veneziani, perché tutta la vicenda nasce dalle parole del ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica. Gli italiani si estinguono, scrive oggi sulla Verità Marcello Veneziani, ma se provi a dirlo ti danno del suprematista. La sinistra ha conservato del comunismo solo il suo lato distruttivo, dimenticando la difesa del nazionalpopolare. Oggi tifano per le culle vuote, eccetto che per i gay. Insomma, al netto di tutte le polemiche, la cancellazione di un popolo, di una storia, di una nazione, di una civiltà, l'Italia, è sotto i nostri occhi. Mentre il tema fittizio, che sostituisce il dramma reale, è che se non accetti la morte dell'Italia, vuoi la pulizia etnica contro i migranti. Passato il delirio di queste affermazioni, con le invasate partigiane dell'estinzione, dopo la sinistra mobilitazione contro i fantasmi del passato per rendere un fantasma il nostro avvenire, resta la questione vera, sottolinea Veneziani, cioè non possiamo dire nulla e fare nulla sull'estinzione del popolo italiano. Dobbiamo rassegnarci alla morte dell'Italia, alla scomparsa progressiva degli italiani? Sostituzione etnica è un'espressione tecnicamente appropriata, ma genera equivoci perché evoca l'idea che ci sia una pianificazione. C'è una letteratura, osserva Veneziani, che sostiene l'esistenza di un piano prestabilito per sostituire il popolo italiano ed europeo con genti venute da altri mondi, soprattutto dall'Africa. Ci potrà pure essere qualcuno che auspica questa sostituzione e perfino qualcuno che si adopera per favorirla, ma è fumoso imbarcarsi in dietrologia complottista. Basta attenersi alla realtà. Un popolo che non fa figli, che non vuole figli, ad eccezione di coloro che non possono averli come le coppie omosessuali, che li comprano, lascia inevitabilmente spazi vuoti che vengono poi colmati da flussi migratori. Il problema non è quello di frenare i flussi, arrestarli o governarli per evitare il caos, ma è invertire la tendenza interna, cioè incentivare, favorire la natalità, ed è un altro tema che poi oggi è molto battuto, come vedremo. C'è da segnalare anche sul tema della sostituzione etnica il fatto che si richiama a un libro. Il libro è Il campo dei santi di Jean Raspail, pubblicato ormai 50 anni fa, e lo ricorda opportunamente Giuseppe Russo su avanti.it. C'è una traduzione italiana, è disponibile, se andate online lo trovate, è un libro
molto interessante, proprio perché è scritto tanti anni fa. Nel linciaggio, scrive su avanti.it Giuseppe Russo stamani, nel linciaggio che sta subendo il ministro Lollobrigida dopo le sue allusioni alla sostituzione etnica, è stato tirato fuori anche Le Camp des Saints, il campo dei santi, romanzo maledetto, fra virgolette, del francese Jean Raspail. Pubblicato esattamente 50 anni fa, quest'opera si basa su una trama che già all'epoca fu considerata profetica. Dall'India si mettono in mare centinaia di navi cariche di miserabili guidati da un ambiguo leader noto come il coprofago. Dopodiché la flotta circumnaviga l'Africa, mentre i migranti rifiutano il cibo e le offerte di dialogo degli occidentali, varcano lo stretto di Gibilterra, sbarcano in Francia, dove i soldati inviati a fronteggiarli disertano, lasciando campo libero alla muraglia umana che si dirige verso Parigi, funestando la Francia come uno sciame di locuste. La classe politica si dimostra titubante davanti all'invasione, mentre nel dibattito, alimentato dai mass media, prevalgono i favorevoli all'accoglienza, fra i quali si distinguono attori, rockstar, filosofi impegnati. La stessa popolazione si ritira davanti all'armata del coprofago, che conquista infine la capitale, Parigi, e travolge le istituzioni francesi. I nuovi arrivati prendono poi il sopravvento anche negli altri paesi europei e diventano la maggioranza della popolazione perché hanno un elevatissimo tasso di natalità. Quest'opera, Il campo dei santi, è una distopia definita di destra, in cui sono i diseredati del terzo mondo a innescare quel cambiamento che dà vita a una società raccapricciante. Un romanzo fantascientifico con gli alieni che non vengono dallo spazio, ma dal subcontinente indiano. Un saggio fantapolitico sull'inesorabile decadenza dell'Occidente. Il libro di Jean Raspail, Il campo dei santi, fu accolto tiepidamente al momento della pubblicazione, ma la sua popolarità crebbe negli anni, fino a diventare, nell'ultimo scorcio del secolo scorso, un bestseller in Francia, un'opera di culto negli Stati Uniti, all'interno della nebulosa fatta di libertari, QAnonisti, suprematisti bianchi, veri o presunti, nazisti dell'Illinois. Se dunque inizialmente l'opera non fu bollata come fascista, nonostante l'autore organico ai circoli reazionari, monarchici e cattolico-tradizionalisti non fosse estraneo alla militanza politica, a partire dagli anni Ottanta il campo dei santi diventò un punto di riferimento per il radicalismo di destra sensibile alle questioni migratorie, assieme all'assai più proibito The Turner Diaries, romanzo di William Luther Pierce, uno dei principali ideologi del suprematismo bianco a stelle e strisce, pubblicato nel 78 e ritirato dal commercio ufficiale a causa dei suoi contenuti razzisti e antisemiti. Il Turner del titolo è un miliziano che prende parte a un'apocalittica guerra razziale che si conclude con lo sterminio dei non bianchi. Anche in Italia il campo dei santi è circolato nel circuito carbonaro dell'editoria Nera. Prima edizione italiana del 98, edizioni di AR, l'impresa che fa capo a Franco Freda, uno dei profili più oscuri della storia dello stragismo. A detta dello stesso Jean Raspail, che è morto ultra novantenne nel 2020, nella Francia attuale egli non avrebbe potuto scrivere questo libro, Il campo dei santi. Sarebbe andato incontro a conseguenze legali, sarebbe stato sbranato dalla critica, mostrificato dai mass media. Alla fine si sarebbe lui per primo autocensurato. L'omologo contemporaneo è l'assai meno apocalittico Sottomissione di Michel Houellebecq, la cui trama si esaurisce con la completa islamizzazione della Francia, ma senza grossi spargimenti di sangue. Comunque, conclude Giuseppe Russo su avanti.it, di tutto questo Lollobrigida non sa nulla, lo ha dichiarato lui. Non conosco la teoria complottista, ha detto il ministro, della sostituzione etnica, e ha detto di non avere idea di chi fosse il Calergi del famoso piano Calergi. Ha precisato però che non è un ignorante. Fra poco sostituiranno lui. Hai voglia di leggere. Nel frattempo, sul tema Arianna Meloni, vignetta, sostituzione etnica, Lollobrigida e politiche per la famiglia, c'è una bella intervista di Fausto Carioti a pagina 6 di Libero alla ministra della famiglia, della natalità e pari opportunità, Eugenia Roccella. La sinistra italiana è neocolonialista, dice Roccella.
vogliono appaltare ai paesi poveri la manodopera a basso costo e la soluzione alla crisi demografica. Per Elly Schlein tutto è merce, anche i bambini. Meno tasse, uno shock fiscale può dare il senso di una vicinanza dello Stato a chi vuol mettere al mondo dei figli. La vignetta del Fatto Quotidiano di Natangelo, chiamarla satira è una patente di nobiltà immeritata. Queste performance arrivano da chi ci impartisce sermoni sul politicamente corretto. Immigrazione. Gli immigrati in tempi rapidi, dice ancora la ministra Roccella, assumono i comportamenti degli italiani e smettono di fare figli. Per quanto concerne poi, a proposito di vicende giudiziarie, abbiamo visto l'incriminazione, o meglio la richiesta di rinvio a giudizio, cioè di processo per Arcuri. Direttamente in manetta è finita invece un giudice. Siamo a Latina, la magistrata Giorgia Castriota e i suoi collaboratori accusati di corruzione dalla Procura di Perugia che indaga sui giudici laziali. Il giudice finisce in manette, questa giudice, alla GIP del Tribunale di Latina, regali, gioielli, viaggi, perfino un abbonamento allo stadio. La Guardia di Finanza ha pedinato e intercettato gli indagati per mesi per raccogliere le prove. Sono stati arrestati un giudice e 2 professionisti. In manette appunto il GIP e 2 professionisti collaboratori nell'ambito di procedure di amministrazione giudiziaria. La Procura della Repubblica di Perugia li accusa di corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità. L'indagine sarebbe nata dalla denuncia presentata dal rappresentante legale di diverse società riconducibili al medesimo gruppo della logistica, sottoposte a sequestro in un procedimento per reati tributari. L'imprenditore lamentava condotte non trasparenti nella gestione dei compensi aziendali sequestrati e che, secondo quanto da lui prospettato, sarebbero state poste in essere dagli amministratori giudiziari e dal coadiutore con l'avallo del giudice. È il solito discorso delle corruzioni per la gestione delle società. Mentre un'altra vicenda giudiziaria è piuttosto complicata, vi ricorderete senz'altro il rogo del 29 agosto del 2021 che ha distrutto il grattacielo di Milano alla Torre dei Moro di via Antonini. L'ultima beffa, l'assicurazione chiede 1 milione ai residenti. Intimato il pagamento per i danni a 2 negozi, ricostruzione a rischio. Il comitato dice abbiamo già perso la casa, ma la compagnia dice abbiamo il diritto di rivalsa. Per quanto concerne invece la questione dell'incentivare le nascite, c'è un'intera pagina sul Tempo di Roma, pagina 5, il governo è al lavoro, tassazione differente fra single e coppie con figli. Qualcuno certamente ritirerà fuori la fascistica tassa sul celibato. Comunque Giorgetti spiega le misure allo studio per incentivare la natalità con un'azione shock, dice il ministro dell'economia. Il debito cala se aumenta l'immigrazione? Sì, ma è la stima già prevista con le quote del decreto flussi. Smussa tutti gli angoli il ministro Giorgetti. Per il ministro dell'economia sarà necessario un confronto tra le forze politiche per avere la tassazione differente tra singole e coppie con figli. Fratelli d'Italia è più propensa ad adottare il quoziente familiare sul modello francese. Intanto comunque la questione comincia ad essere affrontata. La affronta anche Tempi.it col direttore Emanuele Boffi. Il figlio unico ci affoga, il secondo figlio ci salva. 2 figli, no tasse. Quella del ministro Giorgetti è un'idea forte che può dare un senso a questa legislatura. Lo statistico Volpi, al convegno di Tempi a Roma, che avremo modo poi di risentire anche qui in radio, dice che dobbiamo distinguere tra figli e discriminare. L'idea è quella, appunto, 2 figli, no tasse. È uno slogan magnifico che potrebbe dare un senso a questa legislatura, scrive Tempi. Sempre su Tempi il tema della natalità è affrontato anche da Leone Grotti. Il piano Giorgetti esiste già in Ungheria, però è rischioso citare l'Ungheria, e funziona. Sconto fiscale sostanziale o addirittura esenzione totale dal pagamento delle tasse per famiglie con almeno 2 figli. Così in Ungheria si sono aumentate le nascite, osserva Grotti su Tempi. Su sussidiario.net niente tasse per chi ha figli, uno shock positivo per giovani e coppie, ma bisogna agire anche su casa e lavoro. La detrazione proposta dal governo va bene per mandare un messaggio immediato. La sfida alla bassa fecondità italiana comincia col venire incontro ai giovani. L'intervista al professore ordinario di demografia alla Università Cattolica di Milano, il demografo Alessandro Rosina, intervistato appunto sul sussidiario.net. Abbiamo bisogno di agire in maniera urgente
La leva economica è uno dei fronti ed è quello su cui si può agire più immediatamente, producendo uno shock positivo sulle scelte bloccate dall'incertezza. Per quanto concerne invece l'economia, per così dire, reale, c'è un bel racconto, molto bello, di Luca Iaccarino, bello anche se brutto, bello perché racconta una storia brutta ma la racconta molto bene, a pagina 29 del Corriere della Sera, l'ultima cena della trattoria gestita in famiglia per 40 anni. Siamo a Torino, quartiere San Salvario, accanto alla stazione di Porta Nuova. Costi alti, pochi camerieri, da soli non reggiamo più, dicono Felice Taddeo e Grazia Colacillo, titolari della trattoria da Felice. C'è la foto dell'ultima cena del locale e una foto antica, quella del 1991, dove i tempi erano tutt'altri. A Torino la chiusura della trattoria Felice, il tramonto di un'epoca, le nuove osterie con chef, i prezzi più elevati, gli orari ridotti. Le vecchie trattorie che chiudono sono sempre di più. Mentre gli innumerevoli locali sono stipati di quella che i residenti chiamano con stanchezza la movida, dietro a una saracinesca si è consumata l'ultima cena. Dopo esattamente 40 anni, alla trattoria da Felice, quartiere San Salvario di Torino, è arrivato il servizio conclusivo. Si brinda a Felice Taddeo e Grazia Colacillo, marito e moglie, cuoco e cameriera, che negli anni 70 lasciarono da ragazzini Castiglion Messer Marino in Abruzzo per raggiungere Torino, la città della Fiat, e aprire nell'83 questa classica trattoria italiana di cui si celebra l'addio tra vecchi amici, coriandoli, champagne e occhi lucidi. I dati ufficiali raccontano un'altra storia. La ristorazione è l'unico settore che nel nostro paese resiste alla desertificazione commerciale. Nella fotografia di Confcommercio, città e demografia d'impresa, i ristoranti appaiono in forma smagliante. Nel decennio 2012-22 il commercio al dettaglio e quello ambulante hanno avuto un tracollo, meno 18%, mentre alberghi, bar e ristoranti hanno fatto un più 3,2%. Ma questi numeri non danno conto della fine di un'epoca. Vincono i nuovi modelli. Le vecchie trattorie stanno finendo, con la generazione che le aprì. Questa saracinesca si è abbassata sull'idea di cucina casalinga e gestione familiare. La felicità dei clienti è stata la nostra massima gratificazione, ma siamo stremati. Ieri sono stata dal fisiatra, ho la colonna vertebrale di un ottantenne, dice Grazia, che di anni ne ha 59. La trattoria logora chi ce l'ha. Infatti, scrive sul Corriere della Sera Luca Iaccarino, i figli della coppia fanno tutt'altro e mai hanno pensato di prendere in mano questo locale, nonostante da bambini dormissero su queste sedie e facessero i compiti su questi tavoli. Ma neanche Felice e Grazia hanno seguito le orme dei genitori, emigrando appena 14 anni. Qui era sempre pieno, si lavorava da non credere, non sono più tempi. Adesso ci sono le nuove osterie con gli chef, prezzi più elevati e clienti più imbecilli, va detto. Comunque, lasciamo questo bel pezzo sul Corriere della Sera, cambiando argomento, torniamo all'Europa, alla politica economica, i soldi, la cassaforte che si chiama Repower EU, ovvero il piano europeo per l'energia. La chiave per gli investimenti italiani, scrive Paolo Baroni oggi sulla Stampa, pagina 7. Il governo è pronto ad affidare alle grandi società partecipate dallo Stato, cioè da noi, un tesoro che può arrivare fino a 20 miliardi. 6 miliardi sono la base dei fondi del piano europeo Repower EU. 10 miliardi quelli che per il ministro Fitto possono essere aggiunti all'attuale programma. Si parte da una base di 6 miliardi, appunto. Se ne possono aggiungere almeno altri 10, spostando sui fondi di coesione che scadono nel 29 una parte dei progetti PNRR. Sono i progetti legati al Repower EU. Che cos'è? È il piano con cui l'Europa vuole assicurarsi la diversificazione delle forniture e accelerare la transizione verso le fonti rinnovabili. È un altro dei capitoli di investimenti europei. A proposito di Europa, su scenarieconomici.it c'è un bel video dove i due eurodeputati leghisti Antonio Maria Rinaldi e Marco Zanni spiegano quali legacci fiscali sta preparando la Commissione. Fiscal Compact, Golden Rule, Two-Pack, Six-Pack, termini incomprensibili che sono alla base delle regole fiscali, un tormento per molti paesi europei. Italia in testa. Antonio Maria Rinaldi e Marco Zanni, in un colloquio leggero e comprensibile, lo trovate in home page su scenarieconomici.it, cercano di tradurre le complesse norme europee. C'è anche il video, naturalmente, che poi noi scaricheremo e ascolteremo nel corso della giornata.
Intanto da scenari economici a internazionale apre con il gusto amaro dei kiwi italiani a proposito di lavoro, di lavori, di salari nei campi dell'agropontino e di immigrazione. Nei campi dell'agropontino si coltivano i kiwi italiani esportati in tutta Europa. I lavoratori impegnati nella raccolta, molti immigrati dall'India, sono sfruttati e sottopagati. Per fortuna che c'è l'angolo del buon umore. A proposito di trattorie che chiudono, di cibo, eccetera, sentite un po' cosa dice colui, ovvero non c'è bisogno di presentarlo, dai, lo sentiamo direttamente e lo vediamo per chi segue con la app in video o sul canale 252 o sul nostro sito 252 del Digitale Terrestre. Eccolo qua, colui. Anche questa novità che avete introdotto, utilizzando i nostri amici della capitale Procida, è una bella cosa per questo gemellaggio con Bergamo-Brescia e averlo da una posizione di pari dignità, diciamo. I nostri amici del nord a volte hanno momenti di confusione, si confondono. Beh, andiamo su un piano di parità, almeno dal punto di vista della creatività non li vediamo proprio, diciamo la verità. È un po' come per la gastronomia, è un'altra dimensione, cioè siamo ancora loro, sono ancora al Mesozoico, diciamo, non sono ancora arrivati a completare il processo di civilizzazione gastronomica, tranne qualche eccezione. Comunque, battute a parte, è bello costruire questo rapporto di solidarietà, di unità, di comune umanità fra noi e le realtà del nord, che vorremmo avvertissero quanto noi il valore anche dell'unità nazionale, che significa per noi della solidarietà e della condivisione di valori umani profondi. Ad ogni modo egli è simpatico, loro al nord sono ancora al Mesozoico, non sono ancora arrivati a completare il processo di civilizzazione gastronomica, tranne qualche eccezione. È per forza che poi si chiudono le trattorie a Torino, perché sono ancora al Mesozoico, sono partiti dall'Abruzzo, sono arrivati a Torino, ma sono al Mesozoico, tranne qualche eccezione. Era una battuta, naturalmente, è molto simpatico De Luca. Ma che cazzo c'ha da ridere Giovanni Floris? Il ritratto al veleno del conduttore di La 7 su Il Giornale, il ritratto di Luigi Mascheroni. Catto comunista Cacio e Pepe, Giovanni Floris, detto Durbans, ride sempre, anche alle battute stinte dei comici ospiti fissi in trasmissione, che di solito, come Luca e Paolo, sono della sua stessa scuderia. Che Caschetto, il procacciatore di affari televisivi a moltissimi. Caschetto è il manager che gestisce tutti questi personaggi televisivi, compreso appunto Floris. Il Vespino di sinistra, oggi con Mentana il giornalista più vicino a Urbano Cairo, da 20 anni replica il suo show. Stessi ospiti, stessa ideologia, stessi risolini. Ma cos'è? Talk boh. Forse aveva ragione Ferrara quando disse Floris ha troppi denti. Ma che cazzo c'ha da ridere Giovanni Floris? Riassume così Dago Spia il ritratto al vetriolo, come si suol dire, di Luigi Mascheroni su Il Giornale. Mentre per quanto concerne Milano, ne abbiamo parlato con lui pochi giorni fa. Luca Beltrami Gadola aggiorna sul suo sito, consiglio ai milanesi e non di farci un giro sopra, milanesi e non perché affronta questioni di carattere generale, Luca Beltrami Gadola, su arcipelagomilano.org. Quando i nodi vengono al pettine, tempi duri per l'amministrazione comunale, la casa, il turismo, le dichiarazioni degli ambientalisti. Un bellissimo pezzo interessante perché ci parla di come si gestisce la città e di quali sono i problemi. Per esempio, i problemi sono il costo esagerato, gli aumenti più del 25% dal 2020 a oggi dei costi dell'edilizia, con imprese che stentano a trovare fornitori e fornitori che non accettano i nuovi ordini. La collaborazione pubblico-privato per risolvere il problema casa non funziona. E il turismo e naturalmente anche il nuovo assetto di Milano. A proposito di Milano e di nuovi assetti, RAI al portello, nell'ex Fiera Campionaria di Milano, entro il 2028 c'è l'accordo con l'ente Fiera. Il nuovo centro di produzione RAI sarà realizzato nel campus Gattamelata attraverso la dismissione di immobili di proprietà della TV di Stato nella vasta area milanese.
la Lega ha rivendicato questa sua storica battaglia per la valorizzazione dei territori, in questo caso Milano. Il centro di produzione RAI di Milano è uno dei 4 centri di produzione televisiva e radiofonica della RAI, insieme a Roma, Torino e Napoli, suddiviso in 2 sedi, quella storica di Corso Sempione e quella di via Mecenate 76, più in periferia verso Linate. Mentre, a proposito di Milano, al Pio Albergo Trivulzio i soldi non bastano mai. Questo lo scrive Zita Dazzi sul venerdì, sul settimanale di Repubblica di stamani. La più grande residenza per anziani d'Italia, la Baggina, il Pio Albergo Trivulzio, dove iniziò Mani Pulite, naviga in cattive acque. Come uscirne? Si prospetta la vendita di uno dei tanti gioielli di famiglia. È la più grande casa di riposo d'Italia, la più celebre, Mario Chiesa, Mani Pulite, sono passati 31 anni, inchieste, denunce, da ultimo sono state avanzate dai parenti degli anziani morti nelle prime fasi della vicenda Covid. Ora è intervenuto il Comune di Milano per evitare che vengano messi in vendita alcuni bellissimi palazzi che la Baggina possiede nelle zone più prestigiose del centro. Per far quadrare i conti, il direttore generale ha mandato un ultimatum a Regione Lombardia e Palazzo Marino, i 2 azionisti, chiedendo di stanziare una ventina di milioni in più all'anno. A proposito invece di RAI, su Repubblica c'è una lunga intervista ad Alessandra De Stefano, 57enne, primo direttore donna di RAI Sport, si è appena dimessa. Volevo cambiare la RAI, mi hanno fatto la guerra, denunzia la giornalista su Repubblica. Non volevo essere solo una statistica, ho preferito evitare il burrone. Variale chiedeva di tornare in video, quello delle molestie, da donna non me la sentivo, c'era disagio in azienda e in chi avrebbe dovuto lavorare con lui. Se ogni giorno per cucinare ti danno solo patate, puoi variare, ma siamo sempre lì. Chi mi augura buona Parigi non è sincero. Insomma, cambiare le cose in RAI è pericoloso. Intanto il ministro del Merito, Valditara, denuncia il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, con un articolo di Giovanni Tizian, il Domani, in prima pagina, il ministro Valditara ha assunto il suo socio in affari. Il capo del Ministero dell'Istruzione e del Merito dà 60.000 euro all'anno al professore Eugenio Comba. Entrambi sono soci di una società a responsabilità limitata che si occupa di mobilità, la società ICO, che fa affari anche con i cinesi. La destra al governo, scrive Domani, lo ha ribattezzato Ministero del Merito, oltre che dell'Istruzione. Lo guida Giuseppe Valditara, ma un conto è la retorica sul merito, altra la realtà di amicizie, cerchie di fedelissimi e perfino soci di azienda. Valditara ha assunto nella sua segreteria a 60.000 euro all'anno fino a fine mandato un professore, Mario Eugenio Comba. L'incarico prevede che si occupi di semplificazione, project financing, rapporti con gli enti locali. Sulla selezione per l'incarico affidato a Comba hanno pesato le sue competenze, certamente, ma è innegabile che la nomina porti qualche domanda sull'opportunità della stessa per via di un potenziale conflitto di interessi. Comba è infatti, con il 5%, tra gli azionisti della società ECO SRL, il cui 17% è di proprietà del ministro Valditara. L'azienda è nata nel 2012, sede a Torino, è uno spin-off e partner del Politecnico di Milano. Presidia il campo della ricerca nelle tecnologie per la mobilità del futuro. La fortuna di Comba non è l'affiliazione politica, non risultano amicizie nei partiti, a differenza di Valditara, organico alla Lega. Di certo per Comba ha contato il fatto di trovarsi tra gli azionisti di ECO e di conoscere Valditara da 30 anni, erano colleghi all'Università di Torino. Ora Comba avrà certamente moltissimi meriti. Nel suo curriculum un lungo elenco di ricerche e attività certificano una carriera ricca di esperienze nel campo del diritto. È professore di diritto comparato a Torino, è avvocato, esperto di appalti pubblici, lavori, servizi, forniture, fondi strutturali europei, aiuti pubblici alle imprese. Quando ha firmato il contratto al Ministero ha dovuto sottoscrivere la dichiarazione sull'assenza di situazioni anche potenziali di conflitti di interesse con l'incarico attribuito. Nel documento depositato Comba firma l'insussistenza, ma non fa mai cenno alla presenza ingombrante di questa azienda, la ECO, di cui è socio insieme al ministro Valditara, che lo ha assunto nella segreteria a spese dei contribuenti a 60.000 euro lordi all'anno. Il quotidiano Domani ha contattato il ministro che non ha risposto alle domande che gli abbiamo posto, scrive Giovanni Tizian. Tuttavia alcune fonti vicine a Valditara specificano che la società esiste da molti anni, che il ministro non ha ruoli gestionali ma è un semplice socio, così come il Comba.
Per questo motivo non ci sarebbe alcuna incompatibilità per entrambi o con il ruolo pubblico ricoperto. Valditara è tra i fondatori della ECO SRL insieme al Politecnico di Milano e altri soci. Comba entra dopo. Nel 21 ha acquistato alcune quote dal Politecnico, allo stesso modo ha fatto il ministro, che sempre dal Politecnico di Milano rileva altre azioni. Il Politecnico esce così di scena pur rimanendo un partner importante. Una politica green, intelligente, incoraggiare lo stanziamento di risorse per la riconversione dal termico all'elettrico. Così in un'intervista Valditara diceva in controtendenza con la destra che vorrebbe allungare i tempi della riconversione. Comprensibile questa differenza di vedute, il ministro è nel business della mobilità elettrica. Fiore all'occhiello dell'impresa il progetto Smart Bus, il più efficiente bus elettrico a zero emissioni al mondo. Esiste una società costituita nel 19, Smart Bus SRL, con un partner cinese, Higer, un colosso specializzato nella produzione di autobus con fatturato miliardario. Higer è usata dal governo cinese anche per esercitare il suo potere in Africa. 2 anni fa ha donato 6 autobus alla Guinea Equatoriale, scrive Domani. Il ministro Valditara invece ha proposto la svolta per semplificare la scuola, meno burocrazia, meno piramidi, nomine più veloci, app facili per le famiglie. Basta burocrazia, gite e libri di testo saranno accessibili alle tasche di tutte le famiglie, gli stipendi dei professori adeguati al caro vita, i pagamenti più veloci per i supplenti, le app più semplici per comunicare con le famiglie e poi si promuoverà il crowdfunding per finanziare i progetti, l'assegnazione dei docenti sarà più rapida, l'utilizzo degli strumenti digitali incentivato per utilizzare sempre meno carta. La nuova scuola disegnata dal ministro Valditara. Semplificazione in 20 mosse sulla scuola, lo scrive anche Il Sole 24 Ore in prima pagina, e un piano per assumere 56.000 precari, servizi digitali per le famiglie e per gli studenti, procedure più snelle per docenti e presidi, concorso sprint per 19.000 insegnanti di sostegno e poi i bandi per cattedre del PNRR, l'ulteriore spinta alla digitalizzazione della scuola per agevolare studenti e famiglie, procedure più snelle per dirigenti scolastici e insegnanti, dalle assunzioni al pagamento degli stipendi fino alle domande di pensione. Un maxi piano triennale in 20 azioni che il ministro Valditara ha annunciato ieri, assieme all'assunzione di 56.000 precari. Così sintetizza Il Sole 24 Ore in prima pagina. La prima pagina del Foglio invece ospita un commento di Giuliano Ferrara. Dopo il popolo e la nazione, la destra ora si prende anche la famiglia con i figli. Un'altra politica sociale strappata agli avversari modernisti, ma soprattutto c'è una chiacchierata in prima pagina del direttore Cerasa con Giorgia Meloni, un patto con l'Europa per cambiare l'Italia, cambiare il PNRR senza perdere soldi. L'immigrazione, occhio ai 900.000 in arrivo. Il MES, con una nuova direzione, se ne può discutere, pronta a sfidare il consenso per difendere l'Ucraina, dice. Tra le altre cose, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il MES si può fare con una nuova direzione, ne possiamo discutere. Ucraina, Europa, pacifismo, armi, immigrazione, riforme, PNRR, mercati, natalità, nomine, donne, fisco, giustizia. E la Madonna, quanti argomenti in questa intervista, e un'idea a sorpresa per costruire un nuovo rapporto con l'opposizione per voltare pagina. Sono passati 6 mesi dal giorno in cui Giorgia Meloni ha ricevuto da Mattarella l'incarico di formare il governo. 6 mesi dopo, era il 21 ottobre del 22, Giorgia Meloni ha accettato il dialogo con il Foglio per ragionare su alcuni punti che hanno caratterizzato la sua azione di governo. Un tempo ristretto, 6 mesi per un bilancio compiuto dell'esperienza di governo, un tempo sufficiente però per mettere a fuoco i punti di forza e quelli di debolezza. La conversazione con Giorgia Meloni parte da 2 temi che hanno animato il confronto in questi mesi: l'immigrazione e il PNRR. Da qui parte la conversazione con il direttore del Foglio. Tra le cose forti, appunto, o comunque rilevanti, il MES, una nuova direzione, se ne può discutere, e la gestione dell'immigrazione. Sono in arrivo 900.000 persone, bisogna farci fronte. Nel frattempo, nota in prima pagina Andrea Marcenaro nella sua Andrea's Version,
Dice Elly Schlein, per quanto personalmente la riguarda, di non avere dubbi sul fatto che l'invenzione della ruota sia ormai cosa fatta, ma la segreteria del PD si riunirà solo oggi, per cui si pronuncerà ufficialmente solo dopo aver sentito cosa ne pensa dell'invenzione della ruota un suo membro prestigioso della segreteria, che non per caso si chiama Ruotolo, Sandro Ruotolo, il giornalista di Michele Santoro che è entrato nella segreteria del Partito Democratico. Lo chiediamo a lui cosa pensa il PD dell'invenzione della ruota. Naturalmente Marcenaro fa satira sul fatto che la Schlein ha tergiversato su tutti gli argomenti in conferenza stampa e su tutte le domande, non ha risposto a nulla. Si vedrà, faremo, riuniremo, chiederemo, ci discuteremo, ci confronteremo, eccetera, eccetera. Mentre lasciamo la prima pagina del Foglio, andiamo a vedere la prima pagina di Italia Oggi. Svizzera fuori dalla lista nera, blacklist, sarà eliminata dall'elenco italiano degli stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF. La Svizzera sarà eliminata dalla lista nera degli stati fiscalmente privilegiati. La consigliera federale Keller Sutter e il ministro italiano Giorgetti hanno firmato una dichiarazione per eliminare la Svizzera dalla lista nera creata dall'Italia nel 99. Trovata anche una soluzione transitoria sui frontalieri in smart working da applicare fino al 30 giugno del 23. Pagina 23 di Italia Oggi per saperne tutto. A proposito di Elly Schlein, nella sua prima conferenza stampa nota Pierluigi Magnaschi, il direttore nella rubrica Diritto e Rovescio, in prima pagina su Italia Oggi, la neosegretaria del PD, Schlein, ha deluso tutti i cronisti che pure in gran parte sono suoi fervidi estimatori. Confermando una tendenza che si era già manifestata nelle prime settimane dopo la nomina, Schlein ha dribblato tutte le domande, liberandosene con la stessa disinvoltura con la quale il celebre mago Houdini si scioglieva da manette, catene, corde, camicie di forza con le quali si gettava nei fiumi. Schlein ha detto: bisogna sostenere il popolo ucraino senza aumentare la spesa militare. Mandandogli i bacetti, si domanda Magnaschi, sul termovalorizzatore di Roma invece le scelte sono già state fatte, ha detto, ma lei non è una passante, può modificarle se non le piacciono. Utero in affitto? Personalmente sono favorevole, ma sono disponibile al confronto, ha detto, cioè campo a cavallo. E l'orsa omicida? Mi atterrò a quanto sarà deciso dalle autorità preposte. Ma conclude, si domanda Magnaschi, Elly Schlein un'opinione ce l'avrà? No, niente. Il bello è che Schlein è stata eletta perché era una decisionista. Uno sguardo rapido lo diamo anche al Quotidiano di Sicilia. Qui vi segnalo, pagina 4, un articolo sul bonus barriere architettoniche. Ne parlerà oggi anche Pierluigi Pellegrini, inoltre la pagina. Chi può richiedere il bonus? L'agevolazione consente una detrazione pari al 75% IRPEF delle spese sostenute per rimuovere gli ostacoli alla mobilità. Ascensori, montacarichi, rampe, tutti gli interventi che rientrano nella misura, il bonus barriere architettoniche, che è stata estesa fino al 2025. Intanto per l'alcol, in Italia 8 milioni di bevitori a rischio, scrive il Quotidiano di Sicilia. Vi segnalo poi sul Corriere della Sera una serie di interviste. La prima alla ministra Santanchè, che parte dalla questione dei balneari. Garantiremo le imprese e sugli affitti brevi, Airbnb e affini, nuove regole a maggio. No alle località turistiche a numero chiuso, dice la ministra del Turismo. Supereremo i dati del 2019. Quest'anno sarà l'anno del sorpasso turistico per quello che riguarda le presenze in Italia. Sarà un anno record. In arrivo una proposta sugli affitti brevi. No al Far West. Penso a un numero minimo di notti. Nel 2022 sono mancati 250.000 stagionali del turismo. Per il 23 pensiamo a detassare festivi e notturni, dice Santanchè. Intervistato dal Corriere anche il ministro leghista Roberto Calderoli, che ha proposto di eliminare il ballottaggio nelle elezioni amministrative perché tradisce il consenso, e nel 2024 voto diretto dei cittadini, non più solo dei sindaci, per le province. Affluenza ai minimi, si deve cambiare il modello, le regionali. Dopo Udine i cittadini si sono già espressi una volta, non capiscono la costrizione di tornare 15 giorni dopo. È il momento di abolire il ballottaggio per l'elezione dei sindaci, mentre nella pagina di cultura Marzio Breda intervista per 2 pagine il presidente della Repubblica Italiana Sergio
Mattarella, si apre un biennio nel quale l'Italia sta avendo un ruolo da protagonista nella cultura europea, paese ospite d'onore al Festival du Livre di Parigi. L'omaggio si ripeterà nel 24 alla Buchmesse di Francoforte e ciò conferma l'interesse verso la narrativa, la poesia, la filosofia, la saggistica italiane. Per un rinascimento europeo partiamo dalla cultura, dice Mattarella a Marzio Breda sul Corriere della Sera. Marco Polo insegna a guardare l'altro. Dante nel Purgatorio lancia un messaggio utile nella Babele comunicativa di oggi e lo vorrei consegnare ai giovani. Inaugurazione ufficiale ieri sera per il Festival du Livre a Parigi e Mattarella parla giusto appunto di questo con Marzio Breda. Leggere è condividere conoscenza e valori. Così il continente rinsalda la sua unità, si apre al mondo. Il presidente Mattarella all'avvio del Festival del Libro di Parigi, dove l'Italia è ospite d'onore. Nell'espressione dei padri costituenti, completarsi a vicenda, ritrovo una visione dell'Europa come unione di diversità senza barriere. Mentre si occupa di intelligenza artificiale, Domenico Ioppolo su Italia Oggi terremoterà il mondo del lavoro, cambierà anche il significato delle attività professionali. C'è poco da fare, dobbiamo prepararci. Il pezzo lo trovate a pagina 10 di Italia Oggi e vi segnalo anche un corposissimo dossier, dalla copertina a una serie di articoli con numerose pagine, un bellissimo pezzo lungo di Riccardo Staglianò in apertura sull'intelligenza artificiale, anche sul venerdì di Repubblica. Di cosa parliamo, per esempio, quando parliamo di chat GPT, ma non c'è solo questo, c'è proprio un focus, un dossier oggi su Repubblica sull'intelligenza artificiale, sulle invenzioni che hanno cambiato la storia. Non c'è nulla da scaricare, basta digitare chat.openai.com e poi dialogare. Sì, è molto facile in effetti entrare in questo mondo. Si parla di Alan Turing, matematico britannico, che propone il test per misurare l'intelligenza delle macchine e di tante altre cose. Insomma, un vero e proprio dossier che poi ci fa vedere anche le immagini fake, come quella celeberrima dell'arresto di Donald Trump, sembra vera, e quella del Papa col piumino da rapper esagerato. Insomma, il futuro è questo qui. Intanto in Svezia record di energia eolica, siamo di nuovo su Italia Oggi, sono state installate in Svezia 5.000 turbine o pale eoliche e la capacità produttiva è raddoppiata dal 18. A febbraio del 23 un quarto dell'elettricità totale della Svezia è prodotto dal vento, scrive su Italia Oggi Filippo Merli. Da Berlino, chiedo scusa a Roberto Giardina, invece godibilissimo e interessante come sempre. Gli anziani sono stati invitati a sloggiare Föra di Ball, essendo in pensione possono trasferirsi in periferia. Una ministra socialista, Clara Geiwitz, nata nella ex Germania dell'Est, ha invitato i vecchi a lasciare l'alloggio ai giovani senza casa. Il nuovo governo, al suo debutto a Berlino nel dicembre del 21, annunciò che sarebbero state costruite 400.000 abitazioni all'anno per risolvere la crisi degli alloggi. Una promessa impossibile da mantenere, dice la ministra all'edilizia socialdemocratica Clara Geiwitz, 53enne nata nell'ex DDR. Mancano i miliardi e quindi da qui l'idea. Anziani, sloggiate, lasciate l'alloggio ai giovani senza casa. Con ciò lasciamo la segnalazione degli articoli degni di nota oggi, facciamo una piccola pausa musicale, ci risentiamo tra pochissimo, per l'aggiornamento delle notizie e poi nella seconda parte dalle 8:30 facciamo una concludiamo il focus iniziato ieri sulla richiesta di revisione del processo per la strage di Erba da parte del sostituto procuratore presso la Corte d'Appello di Milano, Cuno Tarfussar. Ve lo propongo per concluderlo, perché eravamo rimasti lì per completezza, diciamo, e per utilità comune, così almeno quando sapete, quando se ne parlerà ancora, quando ne sentite parlare sapete di che cosa si parla, visto che sostanzialmente non l'ha letta quasi nessuno questo documento.